lasciamo così, che poi si complicano le cose. Io non riesco. No. Forse è basso il volume. Ok. Sì, poi aumentiamo. Ok. Buonasera a tutti e benvenuti o bentornati in biblioteca. Oggi la sezione incontri d'autunno della 12ª edizione della rassegna sul filo del discorso ospita Bepi Vigna, fumettista, scrittore e sceneggiatore che ci segue in collegamento da Cagliari, e Davide De Ida, autore di fumetti e illustratore, che ci presentano il loro libro dal titolo Antonino Medas, un grande attore del teatro sardo. Il libro è edito dalla casa editrice Traforos, che è uno dei partner della rassegna. Ricordiamolo, è finanziata dal Comune di Olbia e dalla Regione Sardegna ed organizzata dallo staff della Biblioteca Civica Simpliciana. Questo incontro va in onda in diretta sul canale YouTube della biblioteca, chiamato Biblioteca Olbia, dove potrà essere rivisto in qualsiasi momento. I prossimi appuntamenti abbiamo lunedì 11 novembre La Reula, Il mondo delle ombre, la presentazione di un libro, con qui in biblioteca, con Aldo Scornaienghi. Martedì 12, ahimè, I'm Here Too, proiezione di un cortometraggio con Roxana. Un cortometraggio interessante, siete invitati a partecipare. Mercoledì 13 invece c'è un altro evento al Parco Fausto Noce, organizzato sempre dalla Tafros e le edizioni, insieme alla biblioteca, con alcune classi delle scuole di Olbia. Trovate tutto il programma sulle pagine della biblioteca, e qui, se volete, sulle sedie ci sono anche i volantini col programma. Adesso lascio il microfono a Dario Maiore, rappresentante della casa editrice Tafros, e auguro a tutti buon ascolto. Grazie, buonasera a tutti, benvenuti. Io volevo ringraziare Davide De Ida, che ha fatto un lungo viaggio da Villa Cidro insieme al padre. Grazie a voi per l'ospitalità. Non è facile, quindi insomma mi fa piacere che sia qui, e Bepi, che invece non si è mosso a Cagliari per impegni, però è presente come sempre. E ringrazio Bepi in particolare per averci sostenuto nell'organizzazione di questa, chiamiamola prima edizione, perché auguriamoci che ci sia un seguito, dell'Isola delle Nuvole, una rassegna dedicata al fumetto che si è svolta il 11-12-13 settembre scorso, giusto? Perché le date ormai a memoria mi pare di sì. Comunque è stato un successo, è stato un grande successo, con la partecipazione perché sono stati monitorati, di oltre 1500 persone, quindi anche da parte dell'amministrazione c'è soddisfazione. Auguriamoci che ci sia appunto un seguito nei prossimi anni. Il fumetto, questo sconosciuto, entra nel merito anche delle altre forme espressive. In questo caso si parla di teatro. L'idea, immagino, sia partita da Bepi, no? Quella sì, di rievocare la storia di uno dei grandi personaggi del teatro sardo, forse il più grande, visto che soprattutto si parla di teatro dialettale, ma che ha avuto riscontri dappertutto, insomma. Davide ha realizzato le tavole sulla sceneggiatura di Bepi. Le tavole sono qui e sono visibili per chi vuole avvicinarsi poi per vedere appunto come sono state realizzate. E niente, iniziamo dalla storia. Come nasce la storia? Bepi, ce la vuoi raccontare? E poi sentiamo Davide come è intervenuto sulla tua sceneggiatura. Sì, innanzitutto buonasera a tutti, spero che sentiate. Vedo che la mia immagine ha un po' di ritardo sullo schermo che vedo in collegamento, però spero che almeno l'immagine arrivi, l'audio arrivi col tempo giusto. Dunque questa storia nasce innanzitutto da una considerazione. Noi viviamo in una terra bellissima che però ha anche un grave difetto, quello che molto spesso dimentica i suoi figli migliori,
Tra i figli migliori, o se volendo usare così un'espressione di Nivola, i figli meravigliosi, va sicuramente annoverato questo grandissimo attore, Antonino Medas. La famiglia Medas, che sono originari della Tregenda, poi trasferitisi quasi tutti nel capoluogo cagliaritano, sono stati per parecchio tempo l'unica compagnia in Limba che ha portato avanti una tradizione di teatro popolare. C'è stato poi un salto di qualità proprio all'inizio, alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, grazie allo straordinario talento di Antonino Medas, che era un uomo schivo, amava tantissimo il teatro, ma non gli interessava quello che è il successo che poi invece, anche suo malgrado, potremmo dire, ha avuto. Il momento di svolta è stato quando la compagnia Fratelli Medas, che era nota, era molto popolare in Sardegna, allora avevano vinto il Campanile d'Oro, che era la finale del Campanile Sera, popolarissima trasmissione dei primi anni 60, avevano inciso dei dischi, però erano conosciuti soprattutto in Sardegna, anche se avevano fatto qualche piccola apparizione appunto grazie a Campanile Sera sulla Rai nazionale. Poi c'è la svolta quando i Medas, che sono un gruppo di fratelli e cugini, decidono di affidarsi a un regista professionista, Enzo Parodo, che mette in scena le loro commedie e li porta anche nella penisola. In particolare la vera e propria svolta per Antonino, che era comunque apprezzatissimo, avviene quando la commedia Su mondo de Ziubakis viene trasformata da Enzo Parodo in Ciniciu. Viene trasformata perché lui estrapola dalla commedia originale, tanto che l'autore poi la disconosce, dice no, questa non è più roba mia, estrapola un monologo lasciando in scena solo Antonino, che ha una grandissima capacità espressiva, e portano questa commedia sia a Milano che a Roma, e proprio a Milano c'è il miracolo, cioè i critici iniziano ad accorgersi di questo straordinario artista. Il Corriere della Sera scrive: anche la Sardegna ha un suo Edoardo, e quindi il paragone con Edoardo De Filippo. Tra l'altro la vicenda curiosa è che il debutto a Milano, in questo teatro importante, avviene in un giorno in cui c'è un temporale tremendo sulla città, quindi la gente non è invogliata a uscire per andare a teatro. La compagnia è lì pronta per entrare in scena, ma vedono che non c'è alcuno spettatore, non è arrivato nessuno. Poi arriva una persona e loro un po' imbarazzati dicono: guardi, se vuole facciamo per lei la rappresentazione. Quello si siede e dice: sì, fatela per me. E quindi loro rappresentano il debutto a Milano, avviene con un solo spettatore, però quello spettatore era il critico del Corriere della Sera, che il giorno dopo fa un articolo straordinario descrivendo appunto la performance di Antonino come quella che era paragonabile solo a un attore come Edoardo De Filippo. Da lì inizia a nascere un interesse per l'attività della compagnia, ma soprattutto di Antonino, tant'è vero che lo cerca Luca Ronconi, il grande Luca Ronconi. E come finisce? Finisce che quando dicono ad Antonino: guarda, se ne sta partendo da Milano perché la tournée è finita, devono andare a Roma in realtà, gli dicono: guarda che c'è Luca Ronconi che ti aspetta in albergo, ti sta cercando. E lui dice: Luca Ronconi, e chi è? Adesso andiamo a Roma perché voglio prendere il traghetto, eccetera. E quindi questo spiega anche l'animo di questo grande attore, che però lavorava veramente non per il successo ma per l'amore per il teatro. Questo grande attore è stato dimenticato. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo per motivi di carattere cinematografico. A Cagliari, in realtà si girava a Capoterra,
si girava un film e io scopro che questo film da un mio ex insegnante di disegno. Allora proprio vado all'uscita di scuola, quando lui termina le lezioni, dico: ma si ricorda di me, professore Raffaele Di Palma? Professor Di Palma, guardi, so che sta girando un film. Io a quell'epoca collaboravo con una rivista che si chiamava Spettacolo, diretta da Mario Faticoni, e quindi avevo detto: guardi, io collaboro con questa rivista, mi farebbe piacere parlare di questo film. Lui mi aveva gentilmente invitato a casa sua con gli attori con cui stava lavorando, e tra gli attori c'era un titubante Antonino Medas che mi diceva: ma io non sono abituato, c'è quest'occhio nero che mi guarda quando recitiamo, io sono abituato al pubblico, per me è una dimensione completamente diversa. Mi era sembrato una persona molto curiosa, molto timido, quasi introverso. Poi, salito sul palcoscenico, come spesso succede ai grandi attori, si trasformava, diventava un mattatore del palcoscenico. Ho avuto modo poi di vedere alcune loro rappresentazioni teatrali, una fatta alla Fiera di Cagliari, ripresa anche dalla RAI, e poi anni dopo è nata col figlio Giacomo Medas, che è un direttore d'orchestra, in realtà non si occupa proprio di teatro di prosa, di riprendere così la figura di Antonino Medas per farla conoscere. Quindi l'idea di un fumetto ci è sembrata una cosa utile. Tra l'altro lui è stato l'interprete l'interprete principale, sicuramente il più bravo, il più importante, di quella che è una commedia sarda, di questo teatro che origina da questa subregione che è la Tregenda, una commedia di Garau che è Ziu Paddori. Ziu Paddori è veramente, secondo me, molto indicativa anche del tipo di umorismo che si fa in Sardegna, ed è una commedia rappresentata da tante filodrammatiche. In realtà poi adesso è completamente dimenticata, benché sia una commedia che è piena di archetipi che poi tutti conoscono. Ci sono battute che io ho sentito ripetere da persone che credevano fossero reali, e non tratte da una commedia, e quindi ridevano di questi personaggi e non sapevano che stavano ridendo di personaggi che erano i personaggi della commedia, pensavano che fossero battute, aneddoti accaduti veramente. Ziu Paddori è importante perché in qualche modo ci rappresenta come sardi. È una commedia dove si parla del nostro provincialismo, ma anche della ricchezza della nostra cultura. In qualche modo il tema della commedia potrebbe essere definito ogni paese è un mondo, quindi se tu ti sai comportare muovere bene nel tuo piccolo paese, sei capace anche di muoverti nel grande mondo, e in qualche modo è così voler affermare che non ci dobbiamo per forza sentire minori o periferici, ma nella nostra esperienza sia di vita che culturale, abbiamo tutti quegli strumenti che ci permettono di confrontarci senza problemi col mondo che è fuori dalla nostra terra. Ecco, su Ziu Paddori io avevo fatto anche uno studio, era capitato di scrivere insieme a Mario Medas, che è il fratello di Antonino, un testo teatrale che avevamo rappresentato, che è intitolato proprio Intervista a Ziu Paddori, dove io ero in scena e facevo delle domande a questa maschera che veniva fuori dal fondo del palcoscenico col costume di Paddori, e rispondevo. Io parlavo in italiano, la maschera mi rispondeva in sardo, ed era stato un modo per approfondire, quasi una conferenza spettacolo la potremmo definire, per approfondire questo personaggio. A questa
esperienza io mi sono rifatto quando con Giacomo Medas abbiamo pensato di realizzare non proprio una biografia, una storia che però racchiudesse un po' l'esperienza artistica di Antonino. È un progetto nato anni fa che poi si era un po' arenato. Ho trovato Davide Deida, che per me è uno degli autori sicuramente più promettenti e validi che ci sono in questo momento nel panorama regionale, ma non solo regionale, perché sta lavorando a collaborazioni con editori nazionali, anche con editori americani, e quindi ho proposto a lui, in un percorso che doveva servire a farlo crescere ulteriormente, a metterlo di fronte ai problemi di una pubblicazione e a tener conto di tanti altri fattori che ci sono quando si fa una storia a fumetti. Lui, che è un ragazzo molto attento alla sua formazione, sta facendo i passi giusti e sicuramente vedremo delle cose molto interessanti da parte sua, ha aderito a questo progetto. È nato questo piccolo fumetto. Fumetto è di 16 pagine, però la pubblicazione è corredata sia di un mio articolo appunto sulla maschera di Zio Padori, sia di una serie di fotografie che sono state gentilmente fornite dalla famiglia e che mostrano Antonino, il vero Antonino in scena. E attualmente con Giacomo Medas stiamo collaborando a una rassegna che è partita l'altro giorno. C'erano infatti con me anche Enzo Parodo e Vito Biolchini, giornalista che ha scritto un libro su questa importante famiglia del teatro sardo, i Medas, dove abbiamo ricordato Antonino e visto anche delle ispezioni filmati, e continuerà questa rassegna. Riproporremo la proiezione delle commedie di Antonino Medas che sono state riprese sia dalla RAI sia da Videolina, la televisione regionale di Cagliari, e poi Giacomo Medas, essendo un direttore d'orchestra, associerà ai vari personaggi rappresentati in scena dal padre anche delle musiche con degli strumenti che risalteranno quasi a rappresentare il personaggio. A me sembra giusto dedicare non solo un fumetto ma anche una rassegna e ricordare, quindi mi fa molto piacere di questa occasione di parlare di Antonino Medas qui alla Biblioteca di Olbia, perché come dicevo all'inizio noi siamo una terra dove molto spesso non serve a memoria delle cose sue più belle. Io da anni, e Dario lo sa bene perché è una battaglia che conduciamo insieme, mi batto perché per esempio sia data importanza per quello che merita alla nostra grande tradizione nelle arti visive. Noi abbiamo una scuola di illustratori straordinaria che negli anni 10, negli anni 20, negli anni 30 ha prodotto il meglio che ci fosse nel campo dell'illustrazione, della grafica applicata in genere, anche del fumetto in Europa. Eppure questo, che potrebbe essere un aspetto della nostra cultura da utilizzare come fiore all'occhiello, molto spesso ce ne dimentichiamo. Non ce ne dimentichiamo noi del Centro Internazionale del Fumetto, che ci siamo dati come compito quello di divulgare, di promuovere la cultura dell'immagine. A proposito, Olbia speriamo diventi la nostra seconda sede, la nostra principale sede a Cagliari. Abbiamo altre 2 sedi, una a Santa Maria Navarrese, dove abbiamo l'emeroteca della nostra biblioteca, che è l'archivio multimediale dell'immaginario, e Norbello, un piccolo museo al centro della Sardegna, tutto dedicato al fumetto. Ecco, e noi stiamo lavorando per partire adesso con dell'attività regolare a Olbia, dove vogliamo proprio che il Centro Internazionale del Fumetto abbia una sua sede, appoggiandoci a delle associazioni del luogo, e partiremo con dei corsi. Faremo l'Isola delle Nuvole, è stato un po' diciamo già vero Dario, una prima punto di partenza. Prima partenza. Noi speriamo di ripetere l'esperienza l'anno prossimo,
E io spero finalmente di tornare a Olbia, perché da cui sono mancato quest'anno per ragioni varie, perché vabbè, oggi sono a Cagliari. Quando c'era l'Isola delle Nuvole stavo proprio male, avevo contratto un'influenza che mi aveva steso. No, oggi purtroppo avevo già un impegno per stasera, parte una rassegna di cinema dedicata allo sceneggiatore Petraglia, devo presentare un film, quindi ha già stabilito questo, e poi questo impegno insomma è venuto dopo. Però mi fa piacere essere lì con voi, seppur in collegamento, e credo che insomma, e spero che ci rivedremo anche di persona, perché su Olbia con Dario, che fa parte del Centro del Fumetto, ma anche con Davide, che spero di avere a fianco nel Centro del Fumetto in maniera stabile. Abbiamo intenzione di fare delle attività che sono mostre, conferenze e soprattutto dei corsi. Probabilmente ci sarà fra breve una mostra organizzata con l'Associazione Argonauti, dove sono coinvolto per parlare di fotografia e fumetto, in particolare nel fumetto parleremo di Johnny Focus, di Attilio Micheluzzi, eccetera. Però ecco, questo lavoro su Antonino Medas, diciamo che vorrebbe essere il primo di una serie di lavori dove il fumetto si mette a disposizione della cultura sarda in generale, raccontando quei personaggi che purtroppo non sono stati valorizzati come avrebbero meritato. Io proprio l'altro giorno, parlando con l'assessore alla cultura di Cagliari, gli ho detto che sarebbe bello dedicare un teatro. C'è il vecchio piccolo auditorium a Cagliari, nel centro storico della Marina, che da anni viene ristrutturato. I problemi pare che siano ancora abbastanza importanti. Ecco, con Giacomo Meda stiamo cercando di fare questa battaglia, far dedicare un teatro ad Antonino Medas. Io che anno fa ho fatto un'altra battaglia, in qualche maniera l'abbiamo vinta, perché siamo riusciti a far dedicare una piazza a un autore di fumetti cagliaritano importantissimo, Aurelio Gallepini, il creatore grafico di Tex, e alla fine questa piazza esiste, è stata dedicata. Ecco, vorremmo poter fare questa attività anche in altre città. Ci sono degli artisti straordinari. Pensate che il più grande, considerato uno dei maestri dell'illustrazione, Beppe Porchedu, era originario di Itili. Il grandissimo Ennio Zedda che è stato un disegnatore degli anni 30 che ha portato una ventata di novità in quelli che erano le fiabe a quadretti, ancora non proprio fumetti, sul Balilla, e da di Macomer, e ne abbiamo tantissimi. Anche su Olbia abbiamo dei personaggi che potrebbero essere valorizzati, però valorizzarli con una conferenza, parlandone così, non basta. Questo è il bagaglio culturale che deve costituire la base di partenza per chi si dedica alla creatività, all'arte. Qualche anno fa, per esempio, proprio su Olbia è stato fatto un lavoro di rivalutazione, ricordo di un personaggio che è sempre legato alle arti visive, come Piero Livi, grande artista del cinema, e secondo me è nostro compito non supplire a quello che non fa normalmente la politica, le amministrazioni, distratte da altri problemi molto spesso, che è quella di ricordare da dove veniamo, chi sono stati i nostri maestri. Antonino Medas, per quanto riguarda il teatro, è stato sicuramente un maestro. Prima il teatro non esisteva, con l'avvento della famiglia Medas e soprattutto grazie alla collaborazione con il Parodi, il teatro in Sardegna inizia a farsi negli anni 70, cioè quando inizia ad esserci, a venire fuori l'attività del teatro in Limba. Si verificano anche altri avvenimenti. Pierfranco Zappareddu a Cagliari rappresenta
uno spettacolo rivoluzionario, il Marat Sade, da cui poi parte l'attività del teatro, potremmo dire, moderno in Sardegna, e tutti quelli che oggi fanno teatro in Sardegna sono in qualche modo figli di questa rivoluzione che avviene negli anni 70. Ma prima c'era Antonino Medas, questa straordinaria figura d'attore. Con Davide ci è sembrato giusto dargli la giusta importanza, seppure con una piccola pubblicazione che però può andare in mano a tutti, soprattutto a quelli che non conoscono questo grande personaggio. Nel fumetto sono riportati anche gli articoli dei critici che hanno parlato di lui, viene riproposta la sua storia, si dà anche un'idea del suo difficile carattere, soffriva anche un po' di depressione, aveva delle inquietudini che a volte non riusciva a vincere, ed esistono ancora alla RAI, negli archivi della RAI di RAI Sardegna, delle commedie. Proprio l'altro giorno ne abbiamo proiettato con Giacomo Medas una con regia di Stefania Martis, dove Antonino Medas, lì insieme a Mario Faticoni, fa la sua parte, dimostra tutta la sua capacità di attore. Ecco, poi il film di Raffaele Di Palma, che era un ambito, quindi cinema, che Antonino non aveva mai frequentato, invece dimostra come era uno straordinario interprete, perché sapete che nel teatro l'attore deve un po' accentuare le caratterizzazioni, perché arriva un pubblico che non ha il primo piano, non ha l'inquadratura che valorizza espressivamente l'attore. Ecco, nel cinema invece è il contrario. Nel cinema bisogna cercare di togliere nella recitazione più che aggiungere e mettere. E lui era stato bravissimo, l'aveva capito intuitivamente. Infatti nel film Caccia Grossa, che non è un grandissimo film, è interessante sul piano storico perché è una delle prime opere indipendenti realizzate e prodotte in Sardegna, però lì Antonino Medas si dimostra veramente una spanna sopra tutti i suoi colleghi. Lì erano attori della compagnia dove aveva sempre lavorato, e lì invece lui anche al cinema si dimostra un grande. Bene, penso che di aver parlato anche troppo, direi che la palla adesso passa a Davide, che ci racconterà cosa è stata per lui questa esperienza, sul piano grafico cosa ha significato realizzare questo fumetto. D'accordo, allora vabbè, innanzitutto ringrazio Bepi perché oltre che per il suo intervento, dopo il quale è difficile aggiungere cosa che però comunque proverò a fare, e anche per le parole positive che ha speso nei miei confronti. Ma insomma è stato disegnare questo fumetto, è stato, oltre che come anticipava Bepi, un'occasione personale di crescita, diciamo, tecnico-artistica e linguistica nel fumetto. È stata un'occasione anche di venire a contatto in primis con la figura di Antonino Medas e della sua famiglia, che è ben presente in tutto il dipanarsi delle sue vicende, diciamo, sia nel fumetto che al di fuori, sia poi di guardare con un occhio nuovo anche, come diceva Beppi, il mio essere sardo e anche la Sardegna vista come luogo fisico e culturale. Lo spendere giornate, ore, mesi, insomma, dietro le ambientazioni anche. Ci sono diverse sequenze, la maggior parte in realtà di ricostruzione della figura di Antonino, che avvengono appunto attraverso queste interviste. Diciamo che la seconda protagonista, diciamo, la voce narrante, ecco, della storia di Antonino è una giornalista che in queste tavole intervista le varie figure che hanno avuto a che fare da molto vicino con Antonino, quindi
il figlio Giacomo, il fratello Mario, il nipote Gianluca, e tutte queste figure, tutte queste interviste avvengono a Cagliari, no? Questo mi ha permesso, mi ha richiesto e mi ha permesso di scoprire anche in chiave diversa Cagliari stessa, che sembra un argomento al di fuori della figura stessa di Antonino. Ma io reputo che sia interessante parlarne, perché quello che poi è un discorso di spazialità, di scenografia, appartiene al teatro come appartiene al fumetto, anche se in maniera diversa. Tra l'altro ci sono molti studiosi che avvicinano il fumetto, tra linguaggi che più avvicinano al fumetto. Molti dicono ma il fumetto è simile alla letteratura, ma il fumetto è simile al cinema. Invece questa reputo sia una cosa interessante. C'è chi avvicina il fumetto maggiormente al teatro, e per quanto io non abbia le capacità, diciamo, tecniche o intellettuali per capire se questo sia un paragone corretto o meno, penso che sicuramente ciò che accomuna i due mondi sia appunto una ricerca dello spazio, che nel caso dell'attore è il palcoscenico, nel caso del disegnatore è ora la tavola, ora la vignetta, e l'altro è quello del linguaggio del corpo. Sebbene non sia un attore, devo capire quello che è il linguaggio del corpo, il linguaggio delle espressioni, perché l'unico modo di comunicare, non l'unico, ma insomma il principale, in questo caso nel disegno realistico, è quello di utilizzare i corpi, no? Insomma, raccontare la storia di un attore senza i corpi è un'impresa difficile. E inoltre mi ha permesso appunto di esplorare poi la figura di Antonino al di fuori della tavola stesso, cioè tutto quello che è sottinteso in queste tavole, ma con cui sono venuto a contatto. Quindi mentre disegnavo mi sono ricercato interviste, video interviste, ho avuto modo di vedere diversi filmati, ho visto i film di cui parlava Beppi, appunto Cacciagrossa, e questo mi ha dato modo anche di diventare un po' anch'io una delle persone che si può vantare di aver conosciuto Antonino, anche se purtroppo per motivi ovvi non l'ho potuto conoscere. E sì, insomma, non è stato semplice entrare in contatto con questa figura, perché, come diceva Beppi, era una persona combattuta, che probabilmente sapeva quanto valeva, aveva un carattere, diciamo, era una persona molto umile in primis, e probabilmente non ha mai avuto neanche la prospettiva di un discorso di carriera da attore professionista, perché non appena si è ritrovato in quel mondo si è trovato spaesato. Probabilmente in un altro contesto avrebbe avuto modo di diventare ancora più noto, e io parlo di fama e notorietà, non di grandezza attoriale, perché quella chi l'ha conosciuto l'ha già riconosciuta, e lui aveva una grandezza attoriale. Semplicemente poi ha avuto un destino, quello della memoria, che avrebbe dovuto essere, secondo me, molto più generoso nei suoi confronti. Però occasioni come questa, insomma, stasera, ma anche questa intesa come la pubblicazione di questo fumetto e la sua realizzazione, sono occasioni invece per ridargli quella dignità che merita, insomma. Infatti si spera che chi avrà poi il piacere di leggere questa storia la utilizzi come spunto di partenza per andare poi a scavare oltre a quello che è il personaggio di Antonino, e poi di Ziu Paddori stesso, che è un po', diciamo, l'alter ego di Antonino, nonostante sia solo uno dei tanti ruoli che
che Antonino Medas ha interpretato è sicuramente quello che più lo caratterizza come figura del teatro popolare, perché Zio Paddori è un po', diciamo, come possiamo dire, una sorta di specchio dei sardi, cioè è una figura comica, ricca anche di aspetti in cui magari possiamo non riconoscerci, ma che di sicuro ci spinge appunto a riflettere anche sull'esistenza, esatto, sulla vita di tutti i giorni, cioè anche sul rapporto col resto del mondo. I sardi sono un po' molto condizionati anche dai loro complessi, e Zio Paddori questo mette in evidenza. Sì, ecco, io insomma non riuscivo a rendere bene il concetto. Bisognerebbe guardare proprio la commedia per comprendere appieno questo discorso, ma Paddori è un po' quasi lo stereotipo del sardo, non so se si può dire, correggimi Beppi se dico cose sbagliate. Il più stereotipo è quasi l'archetipo a teatro. Ecco, l'archetipo, sì, un termine più. Le sue battute, i suoi comportamenti sono diventati stereotipi, ma lo sono diventati dopo che è nato un archetipo che è appunto quella commedia di Guerau che rappresenta questo personaggio. Io volevo dire che nella realizzazione di un fumetto c'è tanto di quel lavoro che a volte non si immagina. Gli addetti ai lavori, ovviamente, anche gli appassionati, i collezionisti se ne rendono conto e riconoscono nel fumetto un'espressione artistica notevole. In questo caso però io volevo capire un po' meglio anche da Davide come hai fatto a entrare nel personaggio, un po' come nel cinema gli attori, soprattutto quelli, volevo fare una citazione, anzi la faccio subito, volevo ricordarvi che il 6 dicembre prossimo ricorre il 30° anniversario della morte di Gian Maria Volonté, che è stato uno dei più grandi attori italiani e che di lui appunto si dice che non entrasse, diventasse il personaggio. Ecco, in questo caso realizzare i disegni, l'ambientazione di quel personaggio significa anche entrarci dentro. Infatti prima un po' lo hai accennato. Sì, no, come è avvenuto? Questa cosa è verissima. Questa cosa avviene a livello mentale e spesso anche a livello fisico, nel senso che spesso i disegnatori di fumetti recitano loro stessi fisicamente i propri personaggi, cioè nel senso letteralmente, cioè ci sono delle pose dove magari c'è il protagonista che sta leggendo un giornale o salutando un parente e per riferirmi a quella posa magari mi sono fatto una foto, io ho utilizzato un mio parente, ecco. E quindi c'è anche questo aspetto di dietro le quinte molto interessante. E poi c'è l'aspetto più sottile, che è quello di entrare cercare di carpire il modo in cui i personaggi ragionano e si muovono in scena. Quindi nel momento in cui devo illustrare una scena dove è presente Antonino Medas, devo cercare di comprendere i sentimenti che lui sta provando in quel momento per rappresentarlo al meglio, per far sì che il lettore non veda un disegno di Antonino Medas, ma che dentro la storia veda Antonino Medas stesso. Cioè una cosa fondamentale del disegno a fumetti è questo, cioè quando si legge un fumetto, anche se è scritto e disegnato, non devo star pensando adesso sto leggendo questo fumetto, devo immergermi in una storia. Cioè il disegnatore di fumetti deve raccontare, deve cercare di tradurre una sceneggiatura e metterla in scena nella maniera non più semplice per il disegnatore, ma più semplice possibile per il lettore.
Questo significa fare un atto, diciamo, deve essere in un certo senso, il termine giusto non è fare un favore al lettore, ma deve servire il lettore, ecco, non mi veniva il termine. Per fare questo, per dare quell'impressione di semplicità, in realtà ci sta dietro una complessità che invece è molto più grande, quindi quel conoscere, come dicevo prima, ho dovuto guardare con occhi diversi Cagliari, allo stesso modo ho dovuto guardare con occhi diversi questi personaggi qua, che non erano solo volti, non erano solo anatomie, ma erano maschere in un certo senso, che nascondevano dei visi delle persone, dei vissuti. E quello di Antonino, insomma, è un vissuto molto duro. Se andate a ricercare, insomma, in rete si trovano diverse testimonianze, tra cui interviste ad Antonino stesso. Scoprirete, insomma, una famiglia che vive, prima di tutto, ha una storia antica che nasce nel teatro, praticamente dall'inizio del Novecento. Nasce nel teatro e nella musica. Infatti sono questi due i rami che più hanno caratterizzato questa famiglia e la caratterizzano ancora oggi, perché poi diversi dei Medas attualmente vivi in attività si occupano per la maggior parte di musica, teatro, cinema. E poi l'altro aspetto è anche quello, insomma, di una certa cupezza che ha caratterizzato alcuni periodi storici, insomma. Antonino Medas è stato deportato in un campo di concentramento, che non è una cosa da poco, cioè non è un dettaglio, non è un'esperienza, diciamo, che ti lascia vivere tranquillo i tuoi decenni successivi. Quindi secondo me anche questa cosa qua, sotterraneamente o meno, ha contribuito a un certo carattere, a un certo modo di vivere di Antonino, e più anche una certa povertà che è stata quella del dopoguerra e di tutta il periodo, insomma, che ha vissuto la sua generazione e lui in prima persona. E poi quel mondo appunto piccolo, che però non è un piccolo nel senso negativo, è un piccolo anche nel senso a misura d'uomo, no? Che era quello che viveva lui nel teatro dialettale. Quando poi si è ritrovato a Milano, a Roma, anche fuori poi, perché ha portato le sue commedie anche all'estero, quando insomma si stava crescendo la sua platea, lui si incupiva sempre di più, e questa cosa mi ha colpito molto. Ho cercato di restituirla nel fumetto. Sebbene Paddori, che è il suo personaggio, abbia degli aspetti di solarità, mi è sembrato corretto, insomma onesto, rappresentare tra le rughe, diciamo, di Antonino Medas anche un po' di quell'amaro di cui, insomma, ha anche sofferto, faceva parte della sua vita. Raccontaci però un po' anche della tua vita professionale, cioè come sei arrivato a diventare disegnatore di fumetti. Sì, allora ho, diciamo, iniziato a trattare quella che è iniziata come una passione a livello professionale quando ho frequentato una scuola di fumetto. Ho fatto un piccolo trasferimento temporaneo in Sicilia, ho fatto una scuola di fumetto a Palermo, e questi 3 anni fuori mi hanno permesso di sviluppare delle capacità tecniche, seguito, insomma, da professionisti e veterani del settore. Un percorso che però non si è concluso ovviamente con questo diploma, ma è proseguito una volta tornato in Sardegna. Mi sono messo in contatto con Bepi, che, diciamo, ha contribuito ad accrescere ulteriormente questo mestiere qua, e ha seguito questo e altri lavori, e nel frattempo io poi ho proseguito a collaborare con altre realtà editoriali.
ho lavorato con degli editori americani, con un editore inglese, da poco ho pubblicato alcune illustrazioni sulla rivista Linus qui in Italia. Insomma, in questi anni, diciamo, ho macinato un po' di esperienze. Ovviamente ancora io mi considero sempre un pulcino, come si suol dire, no? Nel senso che comunque il percorso per diventare illustratori di fumetti, per diventare fumettisti, è un percorso lungo, fatto di tante esperienze, tante prove. La crescita è lenta, ma l'importante è che sia costante. Io dico sempre, lento ma inesorabile, no? Nel senso che esperienze come queste arricchiscono tanto e mi hanno permesso, insomma, di proseguire. Ancora sono nel treno e speriamo vada ancora a lungo questo treno, insomma. Certo. Bepi, invece ci puoi dire qual è lo stato di salute del fumetto in Sardegna? Come, al di là, insomma, appunto dei maestri storici di cui hai parlato prima, come si manifesta il nuovo fumetto sardo? Ma è un momento diverso da qualche anno fa, perché è cambiato tutto nell'ambito del fumetto. L'editoria che esisteva solo qualche anno fa adesso è in forte crisi, soprattutto l'editoria popolare. Si richiede all'autore di fumetto un maggior contenuto, soprattutto negli argomenti, nei testi, cioè si richiede agli autori di essere più autori, appunto. Purtroppo in Sardegna abbiamo in questo momento diversi specialisti nel fumetto, ci sono alcuni disegnatori molto bravi, meno sceneggiatori, però insomma non abbiamo qualcosa di trainante come poteva essere qualche anno fa. Però il panorama dei fumettisti sardi è molto valido. Proprio oggi stesso credo ci sia qui a Cagliari una presentazione dell'ultimo lavoro di Daniele Serra, che ha fatto una storia di Dylan Dog. Daniele Serra è sicuramente un autore molto importante che sta prendendo premi internazionali. Abbiamo un sardo, direttore della più prestigiosa, importante rivista di fumetti che c'è in Italia, cioè Igor Tuveri con Linus. Abbiamo tutta quella schiera di disegnatori che conosciamo bene, che sono colleghi con cui magari sono cresciuto anch'io in questi anni, però siamo già ormai una generazione un po' anziana. Dovremmo vedere avere degli eredi che purtroppo non trovano un mercato editoriale così recettivo. Anche per questo motivo cerchiamo di metterci a disposizione dei giovani autori che magari hanno più difficoltà di un tempo a emergere. Certo, c'è un problema endemico in Sardegna. Molte volte viene considerato più l'aspetto così del riconoscimento personale che non il riconoscimento personale, che poi è il riconoscimento di fama nel proprio territorio, e non si bada invece a realizzare delle storie che possono restare, che possono andare oltre anche il territorio regionale, per cui funzionano dinamiche che non sempre favoriscono la nascita e così lo sviluppo anche dell'attività di nuovi autori. Però diciamo che la Sardegna si difende bene. Già con la rassegna all'Isola delle Nuvole, sai bene, Dario, che abbiamo provato a mettere insieme qualche disegnatore, chiamiamolo più esperto, già conosciuto, con dei giovani, anche dei giovanissimi, in
da sollecitare un confronto, ma anche indicare insomma dei nomi nuovi. Credo che si debba un po' cambiare prospettiva rispetto al passato. Un tempo noi con la scuola di fumetto di Cagliari piazzavamo ogni anno almeno 2 o 3, anche negli anni migliori 5 o 6 nostri allievi nelle principali case editrici. Questo oggi diviene più difficile perché il mercato del fumetto è crollato rispetto a quegli anni. Quindi le grandi case editrici come la Bonelli, la Panini con la Disney, un tempo c'era la Disney Italia, non assumono più tanti collaboratori, ma questo non deve scoraggiare i veri appassionati. E poi ci sono, bisogna ricordarlo, delle nuove strade che un tempo non c'erano. Adesso molto spesso il fumetto trova un suo slancio dal web. Autori anche di grande successo come Zero Calcare nascono nel web. Il fumetto ha questa fortuna di essere una forma espressiva ibrida, che quindi si può adattare facilmente. Noi cerchiamo di fare un discorso che è rivolto più a così gli autori, gli sceneggiatori e disegnatori che vogliano essere autori, cioè che quindi devono avere un bagaglio culturale completo. Non si può vivere solo di fumetto. Chi vuole utilizzare una forma espressiva anche complessa come il fumetto deve avere una formazione culturale più ampia, ed è quello che noi cerchiamo di fare col Centro del Fumetto. Quest'anno per esempio inauguriamo una nuova formula formativa, non più il classico corso, la classe con le lezioni teoriche e pratiche, ma facciamo un'azione di tutoraggio. Un po' Davide in qualche modo è stato colui che ha suggerito anche questo modo di fare didattica, cioè arrivano degli allievi che vogliono fare il loro fumetto, noi li seguiamo sul piano della sceneggiatura, sul piano del disegno, e li facciamo crescere fino a quando non arrivano a un risultato che può essere mostrato, che può costituire un biglietto da visita per un autore che poi può continuare la sua strada. E quindi chiamiamo questa attività di tutoraggio più che di insegnamento vero e proprio, proprio perché l'aspetto formativo comporta anche letture, visioni di film, non solo il lavoro specifico sulla sceneggiatura e sul disegno. Comunque, se dobbiamo pensare ai giovani autori che si stanno affacciando alla ribalta nel fumetto, vabbè, a parte Davide, che è sicuramente uno degli esempi migliori, io citerei per esempio tra gli sceneggiatori, tra i pochissimi sceneggiatori, c'è Giacomo Pizzalis, che era anche alla mostra, che veramente ha una determinazione incredibile, una passione che lo ha portato a crescere molto, e adesso sta facendo delle cose interessanti. Tra altri disegnatori citerei, perché lavora spesso insieme con Giacomo, Luigi Porceddu, e poi vabbè, proprio in Gallura secondo me c'è una piccola scuola gallurese che tu, Dario, anche hai tirato su. Io vorrei anche spendere qualche parola per dire dell'importanza che la Tafros, ma Dario Maiore come operatore culturale, ha avuto nello sviluppo del fumetto in Sardegna in questi anni, un lavoro spesso fatto assieme, quindi so bene di che cosa si tratta, che è fatto con molta passione, e questo è essenziale, perché siamo purtroppo in un luogo dove non si possono fare troppi sogni di carattere imprenditoriale, soprattutto se riguardano la cultura e il fumetto, però ci vuole molta passione. Dario, tu sei uno di quelli che in passione ha investito molto, e credo che i risultati si vedono, e se qualcuno non li vede ora certamente li vedrà. Poi abbiamo qualche ambizione come Centro del Fumetto, tu lo sai bene,
e il prossimo passo dovrebbe essere costituire una sede a Olbia che funzioni. Olbia io la reputo la città più viva e interessante in Sardegna, perché è una città dove abbiamo sempre riscontrato un forte interesse per la creatività a tutti i livelli, non solo nel fumetto, e quindi è un luogo dove crediamo si possa costruire. Bene, grazie per la sviolinata, non era il caso, però è importante puntare su Olbia, perché Olbia è vero che aveva abbandonato per un certo periodo proprio l'aspetto culturale, che è tornato a vivere grazie anche a questa biblioteca che ha contribuito molto a rilanciarlo. Per cui sì, c'è un certo fermento, bisogna riconoscerlo, è una città in crescita, una locomotiva in corsa, e quindi sotto tutti gli aspetti insomma, si augura che soprattutto sotto l'aspetto culturale ci sia più attenzione. Già il fatto che ci sia stato l'interesse anche da parte dell'assessorato a promuovere appunto la prima rassegna dell'Isola delle Nuvole fa sperare che un seguito possa esserci, ma dobbiamo puntare soprattutto alla scuola, come dicevi tu, cioè fare una sede qui può essere importante, perché c'è un liceo artistico, ma al di là del liceo artistico ci sono anche studenti degli altri istituti superiori qui che non necessariamente devono essere abbinati all'artistico, ecco, possono essere artisti anche frequentando l'istituto tecnico. Vabbè, io sono diplomato al liceo classico. Appunto, o il liceo classico, ecco, e non necessariamente bisogna fare il liceo classico per diventare scrittori o sceneggiatori. No, infatti. Quindi ecco, va benissimo così. Bene, c'è qualche domanda, qualche interesse particolare? Qualcuno vuole intervenire? Parlando di teatro? E non è un caso neanche che appunto questa commissione teatro-fumetto, fumetto e cinema, il cinema e il fumetto sono due forme vicinissime. Il cinema contemporaneo attinge moltissimo dal fumetto, sono tanti film ormai che sono tratti da graphic novel, e non parlo quindi soltanto dei cinecomics della Marvel o della DC. Per cui il fumetto ha questo vantaggio: chi vuole scrivere si deve cimentare, ogni forma espressiva parte sempre dura. Nel fumetto purtroppo spesso è sacrificata, poco considerata la sceneggiatura. Io adesso a Cagliari tengo un laboratorio di narrazione dove si parla di come si racconta con varie forme espressive, dal teatro al cinema, al fumetto, al racconto letterario, e credo che sia questo l'approccio giusto, proprio perché si va incontro a un artista futuro che non può essere specialista soltanto in una sua materia, deve avere un bagaglio culturale completo. Viviamo in un periodo, diceva un autore che ha scritto un interessante libro alcuni anni fa, andiamo verso un mondo di culture convergenti, e non si può solo sapere di fumetto se si vuole fare fumetti. È questo che bisogna comprendere. C'è molto lavoro da fare. Io ho trovato in questo periodo, proprio in funzione dell'apertura di una sede a Olbia, ho parlato spesso con politici, l'assessore regionale Ilaria Porta, stamattina ero in consiglio regionale e parlavo con alcuni consiglieri per cercare un appoggio. Tutti ritengono che l'idea di una rete che possa far circuitare eventi relativi al fumetto, ma non solo, sia una ottima idea. Speriamo di poterla attuare presto. Mi fa piacere essere oggi con voi qui nella Biblioteca di Olbia, con cui si era anche iniziato anni fa un discorso, poi tra Covid e altri problemi si era interrotto, ma si può riprendere. Non solo
la classica presentazione di libri come si fa spesso, ma una presentazione, ma delle occasioni per parlare anche degli aspetti creativi relativi a un libro, a un fumetto, a un film, a un lavoro teatrale. Il mondo sta cambiando e noi ci dobbiamo adeguare a questi cambiamenti per sfruttare al massimo le potenzialità dei mezzi espressivi con cui abbiamo a che fare. Certo. Abbiamo un intervento. Prego Aldo. Grazie. Allora, io premetto che sono un lettore di fumetti a partire da Tex Willer nonché Diabolic, insomma, questi lo sto seguendo adesso costantemente dall'inizio del 2000, non ho mai interrotto l'acquisto mensile dei 2 fumetti. Quello che volevo mettere in evidenza era l'aspetto culturale che c'è dietro il fumetto, cioè non è solo il discorso del giornaletto, no? Ma dietro c'è anche un mondo dove ci sono come dire, dei personaggi della cultura italiana che hanno sempre comunque seguito il mondo del fumetto. E parlo, per esempio, la testimonianza che posso portare è quella di un mio ex docente che purtroppo è morto da poco, che è Giulio Giorello, un epistemologo che insegnava alla Statale, che è stato l'erede di Ludovico Geimonat, che presiedeva la facoltà di epistemologia a Milano. E mi era capitato anche di parlare con lui perché è stato mio docente, come ho detto. E in alcune interviste lui ha messo in evidenza il fatto che era costretto a leggersi i fumetti, andava dal barbiere per leggersi di nascosto le strisce di Tex Willer e anche Diabolic, no? Perché solo dal barbiere riusciva a leggere il fumetto, perché i suoi genitori non consideravano, insomma, che il fumetto fosse qualcosa di... non era cultura, era una sottocultura, no? Come dire. Niente, volevo solo mettere in evidenza questo aspetto qua, della testimonianza che personaggi, non solo Giulio Giorello, ma poi mi è capitato di leggere anche altri personaggi della cultura italiana, insomma, leggono anche loro i fumetti. Grazie. Sicuramente. Giorello è un caro amico di fumetti, e l'ultima volta che l'ho visto è stato, non a caso, a Luca Comics, ed è uno di quelli intellettuali, direi migliori intellettuali, sono quelli che si sono sottratti ai pregiudizi sul fumetto. Pensiamo a Umberto Eco, pensiamo a Elio Vittorini, pensiamo a Oreste del Buono. Cioè, dicevi qualcosa, Dario? No, dicevo, ricordavo appunto Oreste del Buono, che forse è stato forse quello più vicino al mondo del fumetto. Vabbè, lui ci ha lavorato direttamente. Ancora nella cultura così ufficiale molti pregiudizi stanno venendo meno, però ci sono ancora, e comunque insomma la cultura dovrebbe servire ad aprire la mente, molti invece la utilizzano per mettere paletti, per chiuderla. Il fumetto è una forma espressiva che ha la stessa validità della letteratura del cinema. Quello che ha espresso forse per lungo tempo è stata relegata a forma espressiva per l'infanzia, e quindi forse solo da qualche decennio sta esprimendosi al massimo, ma ci sono dei personaggi autorevoli come Goffredo Foffi, per dirne uno, che sostiene che il fumetto e la graphic novel in particolare sia la forma espressiva che più congeniale ai tempi. Il fumetto è una forma espressiva complessa, che quindi più adatta a rappresentare la complessità della realtà. Se voi andate nelle librerie, qualche anno fa non c'era un fumetto, se non bisognava proprio cercarlo con lanternino. Adesso tutte hanno un settore di fumetti. Molto spesso questi fumetti sono manga, con cui io non ho niente. Ci sono
dei grandissimi capolavori del fumetto giapponese. Il problema è che ne arrivano troppi e c'è un atteggiamento generazionale di accettare come buono tutto quello che arriva dal Giappone. Quindi io credo che invece occorra mantenere e coltivare uno spirito critico. Quando io ho fatto alcune osservazioni del genere sono stato tacciato di essere un nemico del manga. Bisognerebbe che queste persone che mi trattano come uno che odia i manga venissero a vedere quella che è la nostra collezione al Centro Internazionale del Fumetto e quella che è la mia personale biblioteca, che è ricchissima di manga. Però l'importante è maturare uno spirito critico. Mi riallaccio al discorso di prima: non basta soltanto sapere disegnare bene, sapere scrivere una buona sceneggiatura. Per fare dei buoni fumetti è necessario saper elaborare il mezzo espressivo, quindi saper raccontare. Per saper raccontare bisogna avere una cultura un po' così ampia, non aver letto soltanto una cosa, in sostanza, come spesso succede a molti appassionati di manga, che sono dei giovani che hanno scoperto magari un personaggio, conoscono solo quello e basta, e poi si fermano lì quando finisce la serie e non leggono altro. Ecco, questo secondo me non è culturalmente un sistema valido. Noi cerchiamo, come Centro del Fumetto, con molta fatica e anche con molta ostilità da parte delle persone che magari ci dovrebbero invece appoggiare. Parlo soprattutto dell'ambiente sardo, perché non si capisce che il discorso culturale è più ampio, va al di là di quelli che sono meri interessi di bottega, come molte volte di campanile vengono trattati. Per cui insomma c'è molto da lavorare e noi lavoriamo in questa direzione. C'è qualche altro intervento? Ciao, buonasera. Una domanda proprio per Davide. Tenendo conto che comunque siamo in una realtà abbastanza singolare, viviamo in un'isola, volevo chiederti se il fatto di vivere in un'isola ti faccia sentire limitato nel raccontare o crei proprio un bisogno, a maggior ragione, di raccontare qualcosa. Allora, questa dell'isola è un tema su cui rifletto spesso. Penso in realtà che sia un tema su cui riflettano tutti i sardi, e soprattutto quelli più giovani, e soprattutto chi si ritrova a dover ricercare una propria identità anche lavorativa, oltre che artistica. Però parlando proprio dell'aspetto del racconto, sicuramente per motivi che magari per mancata capacità di autoanalisi ignoro, il fatto di essere nato e cresciuto in un'isola fa sì che io sia una persona fatta in un certo modo, in un modo diverso rispetto al quale sarei se fossi nato fuori da un'isola, ecco. Vabbè, ecco, e fin qua sto dicendo cose ovvie. Però parlando del disegno e di questo lavoro e del discorso del racconto, secondo me apporta un qualcosa vivere in un'isola, e secondo me anche il vivere in un paese. Mi spiego, cioè io vengo da Villa Cidro, che è un paese di 15.000 abitanti, che non è un paese di 300 abitanti, ma non è neanche una città di Olbia, quanti sono? 70.000, no? 63.000, ecco. E non è neanche come una città, ad esempio, quando ho vissuto a Palermo ora non ricordo il numero preciso, ma mi pare che fosse qualcosa che si avvicinava praticamente agli abitanti di tutta l'isola, se prendevi Palermo e dintorni, e di tutta la Sardegna intendevo, solo Palermo, quindi figuriamoci tutta la Sicilia. E però se paragoni Palermo a Milano, per dire, poi se paragoni Milano a New York e così via, però avendo questa esperienza e poi avendo vissuto anche un po' di tempo a Cagliari, ho fatto un po' di paragoni e mi sono reso conto di come la dimensione
non solo dell'isola ma anche del paese, mi abbia riportato, mi riporti a delle condizioni di vita e di pensiero, e quindi di espressione creativa e di lavoro, perché poi fare una tavola a fumetti, fare un fumetto significa essenzialmente stare praticamente decine di ore chiusi in una stanza, o se avete un terrazzo anche fuori, ma comunque seduti in un tavolo a disegnare, il che significa che la condizione mentale nella quale dovete porvi deve essere la più agevole possibile. Secondo me, per la mia esperienza nel lavoro fisico, cioè nel fare i fumetti, stare in un'isola fa bene al lavoro, secondo me. Dal punto di vista del lavoro inteso come opportunità di lavoro, dinamiche sociali, eccetera, ha delle limitazioni, ma questo non per il fumetto, in realtà per qualsiasi mestiere. Però questo non mi ha impedito né di farmi i miei viaggi per portare i lavori fuori, né di usare un altro strumento che è internet, che praticamente è la cosa più comoda che esiste. Quindi si parla spesso male della rete, di internet. In realtà è uno strumento straordinario che ha tante possibilità. Come ogni strumento può essere usato anche male e può ritorcersi contro l'utilizzatore, ma questo non significa che non dobbiamo più utilizzare gli strumenti. Quindi. Però è una domanda interessante e ho fatto un giro di parole per cui forse non ti ho risposto, essenzialmente perché questa domanda penso ancora di non avere una risposta precisa a questa cosa. Ti dico che la condizione, diciamo, del fatto che io stacco dal lavoro e esco a farmi la passeggiata in pineta, la preferisco a quando staccavo a Palermo, facevo la passeggiata, che è bellissima a Palermo tra l'altro, cioè, ogni metro c'è una cattedrale, una chiesa, una via, è una città straordinaria. Idem Cagliari, quando ho vissuto a Cagliari, però io sono più da passeggiata in Subigiano, come si dice. Forse sono vecchio già da giovane, non lo so. Grazie mille. Breve. Intanto ringrazio Dario per quest'altra occasione per parlare di una delle passioni che mi accompagna fin dall'età di 6 anni, e quindi sono ben 55 anni che leggo fumetti e libri. Sull'argomento che si trattava poco fa, l'ultimo intervento di Beppi, ci sono 2 frasi di Ugo Prato, uno dei più grandi autori in assoluto del fumetto mondiale, che sintetizzano, così come sintetizza lui col suo tratto particolare, il personaggio principale che ha creato, che è Corto Maltese. Lui, in una intervista nota per gli addetti ai lavori, usava 2 espressioni che mi hanno sempre colpito molto, e le riprendo perché c'entrano molto con quello che ci stiamo dicendo. Lui diceva così: sono un autore di letteratura disegnata, disegno la mia scrittura e scrivo i miei disegni. Questa è. Poi su questo aggiungeva una roba che me lo ha richiamato il primo intervento che faceva il nostro giovane autore, quando parlava della documentazione. Sempre, Pratt, per nobilitare cosa c'è dietro la creazione, il parto di un fumetto, diceva così: bisogna leggere molto per fare un buon fumetto, anche 50 libri per tirarne fuori 20 pagine. Che non vuol dire esattamente che bisogna leggere 50 libri, che però bisogna, per le cosiddette referenze, per l'inquadramento storico, per i costumi, per l'oggettistica, per gli utensili, per il contesto, bisogna leggere un sacco. Se uno vuol fare fumetti seriamente bisogna leggere un sacco. E vedere che un autore così giovane ha affrontato una tematica così complessa e alta come quella del teatro mi fa ben sperare, e mi continua ad alimentare la mia passione verso questa forma di arte, che a me personalmente mi ha portato a fare anche letture, fra virgolette, letterarie di un certo tipo, e viceversa. Per esempio, ultimamente, e la chiudo qui,
Io sono appassionato di letteratura fantasy, c'è l'autore polacco Sapkowski che aveva inventato The Witcher, da cui poi sono state tratte serie eccetera. Ultimamente, dopo i suoi libri, mi sto cercando anche fumetti ambientati, cioè che raccontano quelle storie. C'è quindi un gioco di rimando tra letteratura, serie televisive, cinema, fumetto, ed è un cerchio che si chiude però si autoalimenta, proprio per dire la valenza della dignità culturale e della capacità eclettica che ha il fumetto, come diceva Dario prima. Grazie Filippo, è interessantissima. L'unica cosa che potrebbe obiettare Beppi, adesso ce lo dice sicuramente, è la concezione che aveva Ugo Pratt del fumetto quando parlava di letteratura disegnata, vero Beppi? Sì, io capivo anche in un momento in cui bisognava nobilitare in qualche misura il fumetto, che era ancora molto così attaccato come sottocultura, però commetteva un errore veniale parlando di letteratura disegnata, perché il fumetto è un linguaggio diverso da quello letterario. E lui lo sapeva sicuramente bene, perché scriveva racconti, scriveva romanzi e faceva anche i fumetti. Si usano strumenti diversi e c'è proprio un modo diverso di utilizzare il linguaggio. Per cui, vabbè, ma questa è una sottigliezza, sì, certo. Sicuramente non vuole essere una critica a Prato, però il fumetto è un linguaggio a parte rispetto a quello letterario, come è a parte il discorso del linguaggio teatrale o cinematografico. Proprio si usano strumenti diversi. Nel fumetto c'è la sequenza, che è l'aspetto principale. La sequenza c'è anche nel cinema, ma è una cosa diversa. Nel teatro e nella letteratura si usano, nel teatro c'è l'aspetto scenico, la drammaturgia legata a una rappresentazione scenica. Nella letteratura si hanno le parole, soltanto le parole si usano quelle per rappresentare, quindi cambia anche il modo della rappresentazione. Io credo che il contenuto stesso dell'opera sia influenzato dalla forma. Per cui Pratt si trovava costretto a difendere il fumetto, e lo faceva facendo riferimento a quello che era inconsiderato. Ora incomincia a incrinarsi questa convinzione, e l'aspetto culturale più importante, la letteratura, il romanzo. In realtà poi, se andiamo a vedere quando nasce il romanzo moderno con Don Chisciotte e viene criticato il romanzo moderno, perché il romanzo era sempre stato considerato sottocultura. Esisteva ai tempi dei greci, dei romani, ma era considerato qualcosa di per l'evasione, adatta a persone con poca cultura, perché c'era l'epica, i grandi poemi cavallereschi poi nel Medioevo, che erano considerati quella la forma più importante. Poi dopo, da Cervantes in poi, si rivaluta questa forma espressiva, ma ci impiega un po' ad essere accettata. Poi con la rivoluzione industriale, col grande romanzo inglese, con il romanticismo, abbiamo che il romanzo diventa l'apice del prodotto, cioè il prodotto culturale per eccellenza. Quindi il fumetto, così come il cinema, così come oggi i videogame, devono fare un po' di fatica per affermare la loro validità culturale, ma si tratta di linguaggi differenti, come era differente il linguaggio del romanzo moderno rispetto a quello del poema cavalleresco, dei cicli cavallereschi più antichi, e quindi insomma è una puntualizzazione che io ci tengo sempre a fare, perché credo che avere l'attenzione sul linguaggio sia fondamentale proprio nell'interesse del fumetto, se no si fa quella confusione che è stata fatta per lungo tempo, per cui, essendoci il disegno di solito si appoggiava a un testo, e il testo era quello che veniva considerato. L'attività del disegnatore, dell'illustratore, veniva considerato quasi un piccolo effetto per far accettare la cosa importante che era il testo. Ecco, non è così. Un tempo anche l'illustrazione veniva
criticata, considerata sottocultura. Oggi non è più così. Pensate che in Sardegna fare fumetti ancora negli anni 50 era considerato una cosa da disprezzare. Io mi sono imbattuto, noi al Centro del Fumetto abbiamo un archivio storico del fumetto sardo, quindi facciamo ricerche e studi su chi ha prodotto fumetti in Sardegna. Ecco, mi sono imbattuto in un tal Ligi, di un paesino del Sulcis, che era un grandissimo disegnatore, stava per avviare anche delle importanti collaborazioni con gli editori nazionali, però i genitori si vergognavano di lui, lo contrastavano, perché fare il disegnatore era considerato qualcosa di disonorevole per la famiglia. Pensate, sembrano cose assurde. Pensate che tra l'altro questo lì di formazione era un po' disabile, per cui aveva tutta una serie di suoi problemi, e muore in giovane età. E quando muore, la prima cosa che fanno i familiari è bruciare tutta la sua produzione artistica, bruciare tutti i suoi disegni. Io ho sentito parlare di lui da persone anziane del suo paese che mi raccontavano la triste storia di questo artista che aveva avuto soltanto la colpa di dedicarsi a un'arte come quella del fumetto. Poi il fumetto, come tutte le arti, ha aspetti altissimi, aspetti più volgari, più terra a terra, però è qualcosa di diverso dalla letteratura. Io ho imparato a capire questo avendo la fortuna come scrittore di cimentarmi sia nella sceneggiatura del fumetto che del cinema, dei testi teatro, e ogni volta è una testa diversa, che lavoro con una testa diversa. Anche quando mi vengono in mente delle storie, ci ragiono e dico no, questa come racconto non va bene, questa va bene come fumetto oppure come sceneggiatura cinematografica, perché poi di tutto dipende da che cosa si vuole esprimere e dagli strumenti che una forma espressiva ti mette a disposizione per esprimerla. Però capisco benissimo Pratt che nel dover difendere il fumetto fa riferimento alla letteratura su cui nessuno aveva da ridire come espressione culturale. Bene. C'è un'altra domanda? Mi incuriosisce intanto, leggendo appunto i due fumetti che io compro, qualche volta mi è venuto da riflettere e pormi la domanda: come avviene questa alchimia tra il disegnatore e lo sceneggiatore, insomma, no? Qual è il connubio? Come entrano in contatto e come si sviluppa questo connubio, questa alchimia tra i due? Grazie. No, dillo tu. Ma vale per questo lavoro o in generale? In generale. Perché in generale ti posso fare una risposta sì, prima una da lettore e poi una da disegnatore, perché dal lettore secondo me si percepisce. Ci sono fumetti dove l'alchimia è più forte, dove quasi non si distingue, cioè leggi il fumetto sembra fatto da una persona sola, nonostante siano due. Secondo me quelli ovviamente, insomma, ci si arriva da solo, sono i fumetti meglio riusciti. Poi ci sono quelli dove a volte si percepisce che c'è un distacco tra lo sceneggiatore, cioè, a differenza del cinema o del teatro, anche se poi anche lì ci sono dinamiche, perché poi nel cinema il regista a volte ha degli impatti sullo sceneggiatore, sulla sceneggiatura, che sono molto più forti di quanti può averne magari un disegnatore su uno sceneggiatore. Però comunque molto spesso nel mercato del fumetto, cioè proprio dal lato proprio tecnico, nel dietro le quinte, non vengono neanche in contatto il disegnatore e lo sceneggiatore, specie in sistemi costruiti a catena di montaggio, tra virgolette, come nel fumetto americano. In altri casi invece c'è un rapporto ad personam, come nel caso mio di Beppi. In questo caso ci siamo incontrati di persona, abbiamo discusso di questo lavoro, lui mi ha presentato il progetto, io gli ho fatto vedere delle tavole di prova,
abbiamo parlato di regia, di come gestire ogni aspetto, insomma, anche in maniera minuziosa. Non sempre questo avviene. Ci sono dei casi in cui la sintonia è forte anche a distanza e non c'è bisogno che questo avvenga. Detto questo, per un gusto personale io preferisco quando c'è una modalità di contatto, anche quando non per forza è di persona, ma ci deve essere bisogna parlarsi in qualche modo. Adesso posso riportare questa esperienza sempre dal lettore. Sto leggendo Sandman, che è un fumetto scritto da Neil Gaiman, che poi oltre al fumetto ha diciamo bazzicato altri 1000 media, soprattutto la letteratura come scrittore di prosa, ma poi anche il cinema. E la cosa divertente è che in alcune edizioni di Sandman, compresa quella che sto leggendo io, sono riportate a volte le sceneggiature. E siccome Gaiman si affianca a tantissimi disegnatori, Sandman, la serie regolare ha 75 numeri di un 20-24 pagine ciascuno, quindi fate un po' il conto, insomma, sono tanti. Ma di questi 75 numeri ci saranno, non esagero, almeno 30 disegnatori praticamente, cioè, forse 30 no, ma tra i 20 e i 30. No, secondo me più di 30. Sì, no, perché ci sono dei numeri addirittura che sono più di un disegnatore. E lui nelle sceneggiature è bello perché la sua sceneggiatura non è mai asettica. Cioè scrive sempre, che so, magari uno sta disegnando con Sam Kit, mettiamo, allora fa: senti Sam, so che tu sei bravo a fare gli alberi, allora in questa vignetta, guarda, voglio un albero dei tuoi, eccetera eccetera. Poi dopo nel numero successivo a Mike Dringenberg, allora guarda Mike, poi è bello, li chiama per nome di solito perché magari li conosce, tra l'altro lui questo io ho le sceneggiature che faccio per Bertolini, gli dico: senti Max, guarda che qui ci vuole quella tecnologia come sai disegnare tu. Esatto. No, però a volte nel mercato americano questa cosa non succede, perché spesso nella frenesia delle pubblicazioni mensili in Bonelli ci sono dei ritmi magari, infatti si fanno molto tempo prima gli albi, anche se escono mensilmente, magari sono stati disegnati anche anni prima a volte. Invece se vai nella Marvel, nella DC e coso, molto spesso l'albo che esce è disegnato 5 giorni prima che va in stampa. E io ho lavorato per qualche fumetto americano, non in maniera così serrata, però mi è capitato ad esempio di contattare uno degli sceneggiatori a lavoro finito. Ho detto: guarda, ho lavorato, ho detto: interessante, non l'avevo visto, era una sceneggiatura che lui aveva fatto, però l'ha fatta per nessuno. Cioè questo sceneggiatore ha scritto una sceneggiatura per disegnatore X, poi l'editore la dà a un disegnatore e lo sceneggiatore non lo sa neanche chi è. Magari Gaiman ha lavorato più, come dice Bepi, col metodo molto più umano e vicino, eccetera. Io sinora ho provato entrambi i modi. Preferisco ovviamente il metodo più dove stai a contatto, dove sai chi è lo sceneggiatore. Lo sceneggiatore scrive spesso una storia sapendo a chi l'affida, diciamo. Anzi, intervieni tu, Bepi, su questo discorso, perché quando c'hai un rapporto col disegnatore, però un po' di tutto. No, io mi riferivo prima al fatto che molte volte con certi disegnatori con cui c'era poi una particolare frequentazione e anche feeling, gli si dicono cose che si scrivono in sceneggiatura, cose personali, del tipo: guarda, fai queste cose, vatti a vedere questo film che ho visto l'altro giorno, che c'è quell'astronave che tu la puoi disegnare bene, magari non lo dici al disegnatore sconosciuto oppure a quello con cui stai lavorando la prima volta. Io purtroppo vi devo salutare perché c'ho un altro appuntamento e quindi mi ha fatto molto piacere essere qui con voi, seppure in collegamento. Speriamo di rivederci presto, ma vedo che sono già le 7 e devo andare a presentare questo film. Sì, ma anche noi siamo già fuori orario, mi sembra. Quindi grazie Bepi e niente, ci sentiamo presto. Grazie a voi. Grazie mille. Ci sentiamo a presto. Con Davide, Dario e
Grazie per intervenuti. Arrivederci. Ciao, a presto. Bene, come dicevamo siamo fuori tempo massimo, se volete dare un'occhiata alle tavole originali del fumetto e poi il fumetto è disponibile lì al tavolo. Grazie.